Si voterà anche a San Biagio Platani, questa la novità, il paese degli Archi di Pane si aggiunge così agli altri 4 comuni dell'Agrigentino e ai 35 in Sicilia chiamati alle urne il prossimo 25 maggio per rinnovare le istituzioni locali. Filippo Bartolomeo, a sorpresa qualche giorno fa, getta la spugna, si dimette, stretto nella morsa politica e decide di tirare i remi in barca con 2 anni e mezzo di anticipo. E così San Biagio torna in campagna elettorale per le amministrative, giochi ancora tutti da definire, non si esclude la candidatura dell'ex sindaco Santino Sabella, giochi fatti o quasi invece nella vicina Santa Elisabetta, 2 già gli aspiranti sindaci, si tratta di Totò Gaziano, dipendente all'assessorato regionale agricoltura, e Mimmo Gueli, architetto, sostenuto dal sindaco uscente Emilio Militello, dall'ex Gigi Milioto e da Nino Gaziano. Tra i 2 potrebbe inserirsi una donna, Francesca Rizzo, avvocato, a spingerla e a sponsorizzarla il nuovo centrodestra di Alfano. E siamo a Racalmuto, qui è certa l'ascesa in campo di Enzo Sardo, per il resto certezze non ce ne sono. In questa fase siamo nel campo delle ipotesi, una di queste riguarda l'ex segretario provinciale del PD di Agrigento Emilio Messana, poi si fanno i nomi di Giuseppe Bruccoleri, Carmelo Borsellino e Carmelo Boulè. Sembra essere tramontata la suggestiva proposta di Felice Cavallaro del Corriere della Sera. E a proposito di giornalisti, oggi è stata lanciata la candidatura sul sito Malgrado Tutto di Gaetano Savatteri, volto del TG5, ma sull'attendibilità della notizia pesa la particolare giornata di oggi, 1° aprile. Sarà vera? A Caltabellotta, fuori dai giochi, l'uscente Calogero Pomile, la legge non gli consente di riprovarci, circolano con insistenza il nome di Gaspare Sala, di estrazione centrodestra, e poi ci sarebbe la possibilità di vedere in prima linea, secondo indiscrezioni, il deputato nazionale del PD Maria Iacono, che è stata comunque già sindaco del paese. E chiudiamo con Naro, dove Pippo Morello, sindaco uscente, quasi certamente sarà della partita e dovrebbe vedersela con il candidato del Movimento 5 Stelle Stefano Barberi. E intanto ieri l'assessore regionale alle autonomie locali Patrizia Valenti ha firmato il decreto con il quale indice i comizi elettorali per le amministrative 2014. In Sicilia l'unico capoluogo interessato al voto è quello di Caltanissetta.